Buongiorno a tutti, buongiorno a noi che siamo presenti in sala e a chi ci segue dai canali social. Gesù disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Matteo capitolo 16 versetto 15, è questo il mandato che Cristo affida ai suoi discepoli prima dell'ascesa in cielo, e ci dicono le scritture: egli siede alla destra del Padre, là dove è ancora in questo momento. Ed è questo il mandato che Cristo affida a ciascuno di noi. Ma il regista, se così possiamo usare, se così possiamo dire, di questa operazione non è altri che il Padre, il Signore l'Altissimo, Dio Padre appunto, poiché avendo egli sovranità sul mondo ha avuto certamente sovranità sul mandato che Cristo ci affida. Cantiamo Gesù Cristo è tanto grande. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Sono il tuo Dio che ti ama, come potrei dimenticarmi di te, se con la mia mano io ti ho formato ed il mio sangue per te ho versato. Come potrei dimenticarmi di te? Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni cosa Egli può fare. Sono il tuo Dio che ti ama, come potrei dimenticarmi di te, se con la mia mano io ti ho formato ed il mio sangue per te ho versato. Come potrei dimenticarmi di te? Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Non ti lascerò, non ti abbandonerò, per sempre con te resterò. Signore Dio Padre onnipotente e misericordioso, grazie per il dono che ci dai anche oggi di essere qua davanti alla tua presenza. Grazie Signore
per il dono che ci hai fatto di Gesù Cristo tuo Figlio, che alla vigilia della sua ascesa a te disse: io sono con voi fino alla fine dell'età presente. E Lui è qua, Signore, Lui è qua con noi, che ci guida, che ci illumina, che corre davanti a noi. Ti lodo, Signore, e ti ringrazio nel nome potente di Cristo. Amen. Salmo 110, versetti da 1 a 4. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Il Signore stenderà da Sion lo scettro del tuo potere, domina in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo si offre volenteroso quando raduni il tuo esercito, parata di santità. Dal seno dell'alba la tua gioventù viene a te come rugiada. Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Il primo versetto di questo salmo è uno di quelli più citati dell'antico patto nel nuovo patto. Lo ripeto: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Dio Padre dà a Davide, l'autore di questo salmo, di riconoscere già Cristo come Signore. Ed è un versetto che, proprio in virtù del mandato che il Padre ha affidato al Figlio, quello di cui abbiamo parlato nell'introduzione, chiarisce come egli abbia il dominio su ogni cosa creata e sia appunto asceso al cielo. Siedi alla mia destra, dice il Salmo, a testimonianza che il Padre appunto ha riconosciuto al Figlio la bontà e la riuscita dell'opera che egli gli ha affidato. Gesù infatti alla croce dirà: tutto è compiuto. Il Padre nei versetti successivi dà al Figlio la possibilità appunto di aspettare la vittoria finale, che non si limiterà, dice, al solo Israele, ma al mondo intero, laddove, dice il Signore, stenderà da Sion lo scettro del suo potere e domina in mezzo a tutti i suoi nemici. Ed era interessante notare che per tanti teologi lo scettro citato possa essere identificato nel Vangelo che noi oggi annunciamo. Nei versetti successivi, poi fino al 4, Davide non fa altro che ribadire la fedeltà delle promesse del Padre nei confronti del Figlio, che proclama sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, che, come riporta Genesi al capitolo 14, altro non era che un adoratore del vero e unico Dio, del quale noi oggi rendiamo gloria. Santo è il Signore. Cantiamo insieme al Re, ci inchiniamo, adoriamo Gesù. Siamo forti soltanto in Lui, eccelso, maestoso Egli è. Insieme cantiamo, e santo è il Signor, l'Onnipotente. Lui regna su tutta la terra, santo
risuona tutto intorno a noi, il canto della lode a Dio risuona tutto intorno a noi, e insieme cantiamo, insieme cantiamo. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente, Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Tu regni su tutta la terra. Proprio vero, Signore, invocare il tuo nome questa mattina con questa consapevolezza che tu regni su questo universo, Signore, che ha bisogno ancora di scoprire la tua meravigliosa grazia. Il Signore ha giurato e non si pentirà, così abbiamo letto questa mattina. E tu l'hai fatto dal principio, quando hai visto la natura dell'uomo decadere nel peccato, nella separazione, nella morte. Così hai portato a termine questo glorioso compito, Signore, di redenzione attraverso l'opera della croce. Sì, Gesù ha vinto alla croce, noi siamo il risultato di questa vittoria. Questa mattina ti esprimiamo la nostra lode, la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine. Possiamo anche dire che siamo in festa, siamo nutriti intorno al tuo tavolo di ogni benedizione. Grazie, Signore, per la possibilità di esprimere questa lode, questa riconoscenza insieme come popolo. Ti benediciamo, ti esaltiamo, ti glorifichiamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie Padre, perché anche oggi ho aperto gli occhi a te, alla mia famiglia, alla famiglia vicino alla nostra Chiesa. Grazie di questo giorno meraviglioso che ci dà. Grazie perché ci hai liberato dalla schiavitù del peccato. Grazie per il grande sacrificio che hai fatto per noi, di riscattare i nostri peccati, di Gesù. Grazie per il tuo sia adorato, sia glorificato, santo, giunto. Grazie per tutto il genio che ci fai aiutare a superare ogni cosa. Veramente tu sei vicino a noi ogni santo giorno. Ed è una carezza meravigliosa, un profumo suave, nel suo santo nome siamo dati. Amen. Amen. Una volta escerà il Papa, va bene? Santo Signore, che regni su tutta la terra, lode a te, Signore, per il tuo regno, per quello che noi possiamo vivere come tuo regno in questo momento, per quel regno che vivremo quando saranno compiuti i tempi. Lode a te, Signore, per il tuo regno che è potente. Sia gloria a te, Signore, perché il tuo è un regno di verità, di luce, un regno in cui si sente, si vede, tutto sarà luminoso. Lode a te, Signore, per il tuo regno, quello che è ora, per noi che ti abbiamo conosciuto, che abbiamo potuto sperimentare il tuo regno, è quel regno che verrà poi quando sperimenteremo fino in fondo la tua potenza e la tua verità e la tua luce, Signore. Lode a te, Signore, per il tuo regno.
Amen. Proseguendo nella lettura del Salmo, i versetti dal 5 al 7, così Davide proclama: Il Signore alla tua destra schiaccia dei re nel giorno della sua ira, giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, stritola la testa ai nemici in un vasto territorio. Si disseta al torrente lungo il cammino e perciò terrà alta la testa. La seconda parte di questo salmo porta Cristo, se così vogliamo dire, sul campo di battaglia. Nella scrittura il salmista ci offre, se così vogliamo dire, una visione escatologica di quello che sarà il ritorno di Cristo. Infatti si legge: il Signore schiaccia dei re nel giorno della sua ira, giudica i popoli, ammucchia i cadaveri e stritola la testa ai nemici. E sono certamente immagini forti che testimoniano però la giustizia del Signore. Ma Cristo, possiamo sicuramente attualizzare, è sul campo di battaglia tutti i giorni della nostra vita. E a questo proposito mi viene in mente una frase che abbiamo ascoltato nella testimonianza la settimana scorsa del fratello che veniva da una terra lontana. È un'immagine evocata, appunto: Cristo cammina non di fianco a noi, ma egli ci precede sul campo di battaglia. È appunto come la scrittura che in Apocalisse al capitolo 3 al versetto 21 dice lo stesso Gesù, appunto: chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. E come appunto non riconoscere in questo versetto un'altra promessa di Cristo che, appunto citata nell'ultimo libro della Bibbia, ci riporta al Salmo di Davide appena letto. Cristo ci farà partecipi della sua vittoria e ci darà un posto accanto a Lui che, mandato dal Padre, ha vinto sul mondo. Voi tutti abitanti della terra. Voi tutti gli abitanti della terra, giubilate nel Signore, giubilate nel Signore. Voi che amate il Signore, odiate il male, camminate nel bene e nella verità. E nella verità Dio vi amerà. La luce risplende nel giusto, la gioia in quelli che son puri di cuore, la pace nel Signore, la pace nel Signore, la pace nel Signore. pace nel Signore, la pace nel Signore.
In che modo Cristo in questi giorni ha camminato davanti a noi? Chi vuole dirci qualche cosa in proposito? Io ringrazio il Signore che ha ascoltato veramente tanto le mie preghiere degli altri fratelli, perché la figlia di una cara amica, diciamo, era in coma e 2 giorni fa si è svegliata. Bene. Devono poi operare prossimamente, però finalmente la mia amica ha ringraziato il Signore. Sono 2 anni che prego, che spero che insomma lei finalmente riesca ad accettare che il nostro Signore è grande, potente, e per me è stata una gioia enorme, lo ringrazierò per tutta la vita. Per me questa è veramente una grazia enorme. Amen. Prego Dio che tutte e 2 possano veramente aprire il cuore a Lui. Grazie. Amen. Passiamo allora alla cena del Signore. Vorrei condividere con voi per questo momento dei versetti tratti dal Vangelo di Matteo, al capitolo 16, i versetti sono dal 13 al 17. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Egli disse loro: «E voi chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando gli disse: «Tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli». Amen. Ciò che Pietro rispose a Gesù in questa occasione può essere definita, se così vogliamo, la prima confessione di fede di un cristiano. In queste 3 semplici parole, Cristo, figlio e vivente, riferito a Dio, è racchiusa tutta la nostra fede. Con Cristo si indica infatti il Messia, l'unto che da Dio appunto, titolo al quale venivano identificati i re. La parola figlio in questo contesto è da riferire all'appartenenza a Dio e quindi implica la divinità del figlio stesso. E infine vivente è l'aggettivo col quale possiamo distinguere l'Eterno dagli idoli che sono appunto senza vita, dei blocchi di pietra inanimati, nonché da colui che è la fonte della vita temporale, spirituale ed eterna. E nella risposta che Gesù stesso dà a Pietro, non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli, si può intuire l'intervento dello Spirito Santo, poiché Gesù ci fa capire che ciò che Pietro ha detto non deriva da una sua consapevolezza, per così dire, materiale, cioè non da quello che Gesù esprime col suo aspetto esteriore, dalla sua natura umana, in quanto gli ebrei erano proiettati appunto verso un re, un messia escatologico atteso cioè per la fine dei tempi, che fosse degno di succedere a Davide, ma Pietro aveva preso questa consapevolezza direttamente da Dio, attraverso gli insegnamenti e i miracoli di Gesù Cristo, che derivavano se non altri che da Dio stesso. È interessante però notare di contro che se precedentemente si è detto che carne e sangue non abbiano avuto nessuna rilevanza nel far capire a Pietro la natura divina di Cristo, come Gesù stesso abbia poi elevato, per così dire, pane e vino durante l'ultima cena a simboli che ricordino il suo sangue e la sua carne, il sacrificio che egli liberamente ha compiuto affinché tutto il creato fosse riconciliato a Dio. In questo momento particolare nel quale ci accingiamo proprio a ricordare attraverso il pane e il vino questo sacrificio, vorrei invitare tutti, e soprattutto chi ancora non l'abbia fatto, a riflettere sulla domanda che Gesù ha posto a Pietro: e voi chi dite che io sia? Dovendo dare personalmente una risposta a questa domanda, mi piace ricordare ancora una volta le ultime parole sulla croce che Gesù ha detto prima di morire: tutto è compiuto, con le quali si percepisce ancora di più la natura divina di Cristo, che racchiude in sé l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Con la sua morte
Con il versamento del suo sangue e lo strazio della sua carne, Cristo riconciliava Dio Padre al suo popolo. Paolo, per cortesia. Signore Gesù, grazie perché sei sceso sulla terra, sei morto per noi e ci hai dato la possibilità di essere salvati dal peccato e dalla morte. Grazie per questo, grazie perché ci hai dato la possibilità di vivere insieme a te e di appartenere per te in eterno. Nel tuo santo nome. Amen. Amen.
Prima di passare la parola a Davide per la predicazione, ancora un canto per adorarti. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. E io scopro la vera ragione per cui esisto, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. E io scopro la vera ragione per cui esisto, per adorarti, Signor, per adorarti, Signor. La ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per cui vivo è adorarti, Signor. È sempre una gioia tornare a Udine, dove abbiamo passato Disse Du Pines insieme. Sempre una gioia. Vogliamo pregare un momentino insieme? Signore nostro Dio, siamo davanti alla tua parola, davanti a quello che vuoi comunicarci oggi, incoraggiarci, forse rimproverarci, forse toccare qualcosa che non vogliamo sentire, o forse edificarci, confortarci, rinforzarci. Ma vuoi tu parlare per mezzo della tua parola? La tua parola è autorevole e parla ai nostri cuori. Allora, Signore, parlaci per mezzo dello Spirito Santo attraverso la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Allora, quando Davide, il re Davide, era ancora molto giovane, prima di diventare re, e pasceva le pecore di suo padre, egli è stato unto dal profeta Samuele per essere il prossimo re dopo Saul. Ma prima che Davide è diventato il re di Israele, sono passati almeno 14-15 anni. E quei 14-15 anni non sono stati passati in tutta tranquillità, anzi.
umanamente parlando, come è potuto scappare dalla morte in diverse circostanze terrificanti in cui si trovava, solo Dio sa. Solo Dio sa. Un primo episodio terrificante è stato il famoso duello a morte contro il guerriero professionista filisteo, il gigante Golia, trovato in prima Samuele 17. Poi, in prima Samuele 18, mentre Davide stava suonando l'arpa, era anche musicista, ma stava suonando la sua arpa, chissà, uno di questi salmi che abbiamo letto stamattina, chissà, stava suonando uno di quelle salmi, però stava suonando la sua arpa nella presenza del re Saul per calmarlo a causa di uno spirito maligno che lo turbava. Cosa succede? Leggiamo in 1 Samuele 18, versetto 10 e 11. Il giorno seguente, o il giorno dopo, un cattivo spirito permesso da Dio si impossessò di Saul, che era come fuori di sé, in mezzo alla casa, mentre Davide suonava l'arpa, come faceva tutti i giorni. E Saul aveva in mano la sua lancia e la scagliò proprio dicendo: inchioderò Davide al muro. Ma Davide schivò il colpo per 2 volte. È mai successo ad uno di voi che qualcuno getta una lancia verso di te, cercando di colpirti? Immaginiamo un momentino come si sentirebbe un nostro musicista, uno di questi musicisti che abbiamo, se mentre sta suonando il pianoforte o la chitarra per l'insegnante di musica che sta insegnando lui, e l'insegnante, arrabbiato con il musicista, prende una lancia o un coltello in mano e la scaglia contro il musicista. Sarebbe un momento terrificante. Sicuramente lo era per Davide, ma Dio l'ha protetto e Saul ha sbagliato mira. Altrimenti tanti salmi non leggeremo oggi. Poi quando il re Saul vedeva che Davide stava benedicendo grandemente, è diventato geloso di lui e decide di ucciderlo. Leggiamo la sua storia, questa storia, in versetti 1 e 2 di capitolo 19 di 1 Samuele. Infatti il versetto 1 dice: Saul confidò a Jonathan, suo figlio, e a tutti i suoi servitori che voleva uccidere Davide. Ma Jonathan, figlio di Saul, che voleva un gran bene a Davide, informò Davide della cosa e gli disse: Saul, mio padre, cerca di ucciderti, quindi ti prego, sta in guardia domani mattina. Tieniti in un luogo segreto e nasconditi. Poi in versetto 9 fino a 12 del capitolo 19 leggiamo di 2 altri episodi terrificanti nella vita di Davide. Di nuovo, stessa cosa come prima, versetto 9. Allora uno spirito cattivo permesso dal Signore si impossessò di Saul una volta, che qualcuno aveva scagliato una lancia contro di me, mentre io stessi suonando lo strumento per lui. Tornerei, domanda, se qualcuno aveva scagliato una lancia contro di te, mentre stessi suonando il tuo strumento per lui, tu torneresti a suonare per lui un'altra volta? Io no, non me ne vergogno. Ma Davide sì. E il re prova di nuovo ad inchiodare Davide al muro con la sua lancia. Poi leggiamo in versetto 11 e 12. Paolo inviò degli uomini a casa di Davide per tenerlo d'occhio e di ucciderlo la mattina dopo. Ma Michal, moglie di Davide, lo informò delle cose, dicendo: se in questa stessa notte non ti metti in salvo, domani sei morto.
E poi, versetto 12, Michal calò Davide da una finestrina ed egli se ne andò, fuggì e si mise in salvo. Non è una cosa tanto piacevole, almeno non per me, non è una cosa tanto piacevole scoprire che il tuo suocero, l'attuale re, vuole ucciderti e non c'è nessuno capace di fermarlo per raggiungere il suo obiettivo se non Dio stesso. Da questo momento in poi Davide è dovuto proprio fuggire e nascondersi dal re Saul nel deserto di Giuda, nel sud del paese di Israele. In quegli anni passati nel deserto, con una banda di circa, prima era 400 uomini, poi 600 uomini alla fine, attorno a sé. C'erano degli episodi che Davide ha subito con il re Saul e il suo esercito che stava cercandolo dappertutto, in cui soltanto per un pelo, Davide è riuscito a scappare dalla morte. Leggiamo versetto 1 Samuele 23, versetto 14. Davide rimase nel deserto, in luoghi sicuri. Se ne stette nella regione montuosa del deserto di Zif. Saul lo cercava continuamente, ma Davide non glielo diede nelle mani. Dio non glielo diede nelle mani. Versetto 25. Saul con la sua gente partì in cerca di Davide, ma Davide, che ne fu informato, scese dalla roccia e rimase nel deserto di Maon. E quando Saul lo seppe, andò in cerca di Davide nel deserto di Maon. E Saul camminava di un lato del monte e Davide con la sua gente dall'altro lato del monte. E come Davide affrettava la marcia per sfuggire a Saul, e Saul e la sua gente stavano per circondare Davide e i suoi per impadronirsene. Anche se era già unto re dal profeta Samuele, tanti anni prima, Davide ha dovuto vivere una vita da fuggiasco nel suo paese per diversi anni e spesso sull'orlo della morte. Umanamente parlando, è difficile spiegare come egli è riuscito a restare in vita, umanamente parlando. Eppure, nonostante tutte le difficoltà, i pericoli di morte che ha sperimentato, non è morto, ma è rimasto in vita. E non si può attribuire questo fatto alla fortuna o a puro caso, no. C'è soltanto una spiegazione per questo. Dio è intervenuto e ha protetto Davide dai suoi nemici e dai pericoli che egli ha dovuto affrontare durante questa fase della sua vita. Principio? Dio sa proteggere i suoi figli e difenderli da qualunque cosa sollevata contro di loro. Dio sa proteggere i suoi figli e difenderli da qualunque cosa sollevata contro di loro. Questo tema si vede dietro le quinte nel passo che vogliamo trattare stamattina, nel libro degli Atti. Io ho fatto questo solo per introduzione, per farvi vedere un po' stesso principio nel libro degli Atti degli Apostoli. Vogliamo leggere dal capitolo 25, Atti 25, da 1 a 16. No, ovviamente è un passo storico, però dietro, intrecciato in questo testo, si vedrà questo principio. Allora, Atti 25, 1 a 16. Festo era il governatore o il procuratore, diciamo, romano, lì in quel tempo. Festo dunque giunse alla sua provincia e 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e con intenzione ostile lo pregavano, chiedendo come un favore che lo facesse venire a Gerusalemme.
ed essi intanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo durante il viaggio. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partire presto. Quelli dunque che hanno autorità tra di voi, disse egli, scendono con me e se vi è in questo uomo qualche colpa, lo accusano. Rimasto tra di loro non più di 8-10 giorni, Festo discese a Cesarea. Il giorno dopo, sedendo in tribunale, ordinò che Paolo gli fosse condotto davanti. E quando egli giunse, i giudei che erano scesi da Gerusalemme lo circondarono, portando contro di lui numerosi e gravi accuse che non potevano provare. E mentre Paolo diceva a sua difesa, io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo fare cosa gradita ai giudei, disse a Paolo, vuoi salire a Gerusalemme ad essere giudicato in mia presenza intorno a queste cose? Ma Paolo rispose, io sto qui davanti al tribunale di Cesare, dove debbo essere giudicato. Non ho fatto nessun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa di meritare la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani. Io mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose, tu sei appellato a Cesare andrai. E dopo diversi giorni il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. E poiché si trattennero, là, per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo, dicendo, vi è un uomo che è stato lasciato in carcere da Felice, l'ex procuratore, e contro il quale, quando mi recai a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei sporsero denuncia, chiedendomi di condannarlo. E rispose loro che non è abitudine dei romani consegnare un accusato prima che abbia avuto gli accusatori di fronte e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Il tema principale, intrecciato, non proprio, questa è storia, quello che è successo, ma il tema principale che vorrei trattare insieme a voi stamattina è proprio quello che abbiamo visto prima. Dio sa proteggere i suoi figli e difenderli dalle accuse false sollevate contro di loro. Ma come lo fai? Come lo fa? Dio non è limitato nelle varie maniere che usa per farlo, ma stamattina vogliamo vedere almeno 2, 3, 4 di queste maniere. Ecco uno. Dio sa usare i governatori, i prefetti, le autorità governative esistenti per proteggere i suoi figli. Come abbiamo visto in versetto 1 a 5, quando arriva, questi giudei volevano proprio farlo vedere, a Gerusalemme da Cesarea, Festo, in versetto 4, rispose che Paolo era custodito a Cesarea, che egli stesso doveva partire presto. Cioè, se loro volevano accusarli, non a Gerusalemme, ma a Cesarea. In questo caso Dio ha usato il governatore romano, Festo, per proteggere suo figlio Paolo dagli attacchi e le accuse false sollevate contro di lui dalle autorità giudaiche del suo popolo. I capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei volevano Paolo morto a tutti i costi,
ed erano disposti a mentire e violare le loro proprie leggi per raggiungere il loro obiettivo. Erano disposti cioè i capi disposti a mentire e violare le proprie leggi per raggiungere il loro obiettivo. Appena che il nuovo governatore Festo è arrivato a Gerusalemme per incontrare e conoscere i capi religiosi dei giudei, loro gli presentarono tante accuse, tutte false, contro Paolo, usando il pretesto di cercare un favore dal nuovo governatore. Gli hanno chiesto di far venire Paolo a Gerusalemme con la loro vera intenzione nascosta di preparare un'imboscata per assassinarlo mentre era in viaggio. Ma il governatore Festo non accettava la loro proposta. E invece egli ha insistito che loro venivano a Cesarea per fare le loro accuse contro di lui. In questa maniera Dio sovranamente ha usato il governatore romano in autorità in quel momento per proteggere e difendere Paolo contro i suoi accusatori e nemici. Più tardi Paolo è stato processato la prima volta a Roma davanti a Cesare e l'imperatore romano l'ha assolto Paolo e Paolo viene rilasciato. Questo qui è il primo processo. Soltanto alcuni anni dopo, quando viene riarrestato e processato la seconda volta davanti al tribunale di Cesare, forse perché nel frattempo il cristianesimo è diventato una minaccia all'adorazione dell'imperatore romano, allora lui è stato poi condannato a morte. Dopo. Ma la prima volta no. Dio sa usare le autorità esistenti nella nostra vita per proteggere i suoi figli. Dio sa. Mentre stavo facendo il servizio militare in Alaska, il colonnello, comandante della base aeronautica dove stavo lavorando, quando lui ha sentito che io non mi sono iscritto al circolo degli ufficiali, era tenente in quel tempo, lui ha fatto un ordine per iscritto per tutti gli ufficiali dal grado di tenente in su. Che erano obbligati di iscriversi al circolo degli ufficiali. Essendo già un credente, ormai da 3 anni o 4 anni, non voleva fare parte di questo circolo, perché di solito gli ufficiali andavano là per, diciamo, motivi un po' non tanto belli, per bere liquori, ubriacarsi, dimenticare, diciamo, certe cose e poi anche altre cose non sane, che io da cristiano non volevo toccare, per avere a che fare con quello stile di vita. Ho condiviso questa mia preoccupazione con il mio superiore, un certo, mi ricordo ancora, dopo, questo negli anni 75, un certo Charles Beale, un tenente colonnello che comandava la mia divisione. Poi il colonnello Beale è andato a parlare e a discutere della situazione con il comandante della base e rischiando la sua carriera con un ufficiale più alto in grado di lui. Il mio superiore ha insistito e ha quasi litigato con il comandante della base, dicendogli che non doveva mai obbligarmi o forzarmi di far parte di questo circolo se io non volevo. Dio ha usato questo tenente colonnello per proteggermi e difendermi contro un ordine del comandante della base, senza che io alzavo la mano. Quando abbiamo adottato Laura in Albania, nell'anno proprio 98, per evitare certe difficoltà con le autorità italiane nel reparto dell'immigrazione, che in quei tempi non guardavano di buon occhio, le cose sono cambiate, ma in quei tempi non guardavano di buon occhio i tanti albanesi che inondavano i confini dell'Italia. Se ricordate bene, ormai 25 anni fa.
noi abbiamo portato, per proprio evitare queste difficoltà, abbiamo portato Laura in America per naturalizzarla. E per, diciamo, un'americana che emigrava era molto più facile che un albanese in quei tempi. E di naturalizzarla proprio come cittadina statunitense. Quello che non sapevamo era che il processo per naturalizzare una bambina straniera in quel tempo di solito durava almeno un anno di tempo e anche spesse volte anche di più, ma minimamente un anno. E un anno via dal nostro lavoro nella chiesa di Udine in quei tempi, 98, sarebbe stato disastroso per la vita della chiesa qua. E l'unica cosa che noi potevamo fare era di pregare e di chiedere a Dio di intervenire ad aiutarci. Non sapevamo cosa fare. Poi, non sapendo cosa fare o a chi rivolgerci, siamo andati ciecamente alla città di Atlanta, circa 4 ore e mezzo di distanza con la macchina da casa nostra, dove io sono cresciuto, per cercare e provare di poter parlare con qualcuno nel settore dell'immigrazione americana per avere più informazione e qualche consiglio su cosa potevamo fare. Senza avere un appuntamento, e qualcuno direbbe per caso, ovviamente per noi non era per caso, Dio ci ha aperto una porta per poter parlare con un agente dell'immigrazione. Abbiamo aspettato forse 7-8 ore in fila, proprio aspettando, ma alla fine è andato, abbiamo parlato con qualcuno. E lui, questo agente dell'immigrazione, ci ha spiegato che il processo in America di naturalizzare una persona straniera adottata dall'estero durava normalmente un anno o di più. Ho spiegato la nostra situazione in dettaglio a lui. Stranamente, o forse non stranamente, parlando a lungo con lui, abbiamo scoperto che avevamo tante cose in comune e anche interessi comuni nelle azelee e camelie. Mio padre era uno che, diciamo, nel suo tempo libero, cosa faceva? Andava dai suoi amici e prendevano un po' la nuova crescita delle camelie, delle azelee grandi. E lui di solito ogni anno 1000 piante fra azelee e camelie, quelle della nuova crescita, metteva, diciamo, indietro a casa in un terreno preparato. E poi con un sistema di spruzzamento di acqua ogni 2 minuti, allora di solito avevano il 90% di sopravvivenza. Allora dopo un anno 900 piante andava bene. Non so quante piante azelee camelie abbiamo in casa, però probabilmente torno alla nostra casa almeno 3.000 camelie e forse 10.000 azelee, se potete immaginare. È bellissimo nella primavera. E allora io, ovviamente aiutando papà in quei anni da giovane, sapevo un po' delle cose di azelee e camelie. Allora, anche lui era grandemente interessato nelle azelee e camelie. Allora, alla fine è andato, questo uomo dell'agente dell'immigrazione è andato a parlare con i suoi superiori. E Dio è intervenuto e ha usato questa gente, questa autorità dell'immigrazione, per accorciare un processo che quasi sempre durava un anno o di più e completare tutto il processo in meno di 2 mesi. Un caso del genere non era mai successo nella storia dell'immigrazione americana, in quei tempi almeno. Ma Dio ci ha guidato a questo uomo sconosciuto a noi prima, che lavorava in un ufficio 4 ore da casa mia, e per mezzo di questa persona governativa ci ha protetto e ha usato la sua autorità per compiere un atto legale nel nostro favore. Una cosa incredibile. Dio sa usare l'autorità esistente per proteggere e difendere i suoi figli. Ma Dio sa anche usare le leggi
in vigore per garantire ai suoi figli la giustizia. Dio sa usare la legge già esistente. Versetto 16 dice: risposi loro che non è abitudine dei romani consegnare un accusato prima che abbia avuto gli accusatori di fronte e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. La legge romana garantiva che l'accusato aveva il diritto di affrontare i suoi accusatori faccia a faccia e di difendersi davanti a loro. Se non fosse stato per quella legge romana, con ogni probabilità, Paolo sarebbe stato consegnato nelle mani delle autorità giudaiche e sarebbe stato messo a morte molto prima da queste persone. Poi la legge romana permetteva all'accusato di fare appello a Cesare. Versetto 10 e 12. Ma Paolo rispose: io sto qui davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Non ho fatto nessun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole, ho commesso qualche torta o qualcosa di meritare la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani. Io mi appello a Cesare, il massimo autorità umano in quei tempi. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: tu sei appellato a Cesare? A Cesare andrai. Qualche anno fa, un ragazzo iracheno da Iraq, battezzato nel mare di Sistiana e membro della nostra chiesa di Trieste, è stato accusato insieme ad un suo amico di aver minacciato, picchiato e rubato un uomo una notte in una strada di Trieste. Questo fratello è stato arrestato e messo in carcere lì a Trieste. Ho potuto fargli visita nel carcere in alcune occasioni. Oltre 12 mesi sono passati prima che è arrivato il suo momento davanti al giudice nel tribunale di Trieste. Alla sua richiesta, richiede Dio, abbiamo potuto partecipare al suo processo. La mia prima volta davanti al tribunale, proprio per vedere una cosa bella. Ma prima che tutto questo è successo, io avevo studiato le scritture con questo uomo per diversi mesi. Non mi ha mai dato l'impressione di essere una persona capace, anche capace di minacciare, di picchiare o rubare qualcosa. Non era nel suo carattere, almeno è quello che io vedevo. E quando al processo abbiamo sentito le due persone che testimoniavano contro di lui, le loro testimonianze lasciavano molti dubbi. Le prove conclusive non c'erano per condannare questo fratello. Alla fine il giudice l'ha assolto in pieno. Era una questione di identità sbagliata. Nostro fratello è stato arrestato soltanto perché lui e il suo amico erano stranieri e passavano là vicino alla zona del delitto quella sera. Ma infine, dopo molte preghiere offerte per lui e per questo processo dai membri della nostra chiesa di Trieste, la legge italiana l'ha assolto dall'accusa inflittagli un anno prima, proprio assolto in pieno. Dio ha usato le leggi in vigore in Italia per garantire al suo figlio la giustizia. Lui è stato assolto. In più, Dio sa usare la cittadinanza dei suoi figli per garantirgli certi diritti legali e procurargli certi favori. Versetto 10 ed 11. Ma Paolo rispose: io sto qui davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Non ho fatto nessuna cosa, nessun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene.
Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, allora non rifiuto di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, allora nessuno mi può consigliare nelle loro mani. Io mi appello a Cesare. Se Paolo non fosse un cittadino romano, ma soltanto un cittadino israeliano, con ogni probabilità non avrebbe avuto nessun diritto legale, nessuna possibilità di poter fare appello a Cesare. E invece Paolo è nato dove? A Tarso, nella provincia di Cilicia, oggigiorno sarebbe in sud-est Turchia. E perché Tarso era una città libera nella provincia romana di Cilicia, lui è diventato un cittadino romano proprio perché è nato là, alla nascita. Alcuni studiosi pensano che i genitori di Paolo erano anche cittadini romani, garantendo che lui diventerebbe anche cittadino romano per nascita. Ed essendo un cittadino romano, Paolo aveva certi diritti legali che un cittadino di Israele non aveva. Domanda. Secondo voi, chi guidava e pilotava la vita dei genitori di Paolo in modo tale che il loro figlio Paolo fosse nato a Tarso prima che la sua famiglia sia traslocata a Gerusalemme, quando lui era ancora molto giovane? Non sappiamo quanti anni aveva, ma probabilmente non più di 3, 4, 5 anni. Proprio tutta la famiglia si è traslocata a Gerusalemme. E lui non sarebbe stato nato, diciamo, a Tarso. Ma chi era indietro di questo fatto? Questo dettaglio nella sua vita garantiva a lui una cittadinanza romana. E avendo questa cittadinanza, Dio sapeva usarla per garantire per Paolo certi diritti legali e procurargli certi favori in certe situazioni molto difficili nella sua vita. Ripeto, Dio sa usare la cittadinanza dei suoi figli per garantirgli certi diritti legali e procurargli certi favori. Vi do una piccola illustrazione della nostra vita. Alcuni anni fa ho potuto conoscere la persona responsabile alla questura di Trieste, attraverso la quale passava tutte le domande degli stranieri che richiedevano un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno. Senza il suo consenso o ok, uno straniero non riceve un permesso di soggiorno, punto e basta. Umanamente parlando, il diritto legale di una persona straniera di poter vivere legalmente nella provincia di Trieste era determinato da lui, o così o così. Quando mia mamma, nella sua vecchiaia, è caduta e non poteva più camminare, l'abbiamo poi portato a Trieste per abitare con noi. È stata con noi circa 9 anni. È mancata solo a 97 anni e mezzo in casa nostra. Ovviamente, essendo straniera, abbiamo dovuto fare domanda alla questura richiedendo un permesso di soggiorno per mia mamma. E sono andato all'ufficio postale a Sistiana e ho preso il modulo necessario per fare la domanda per lei. Vedendo che mia mamma non poteva né leggere né comprendere italiano, cioè inglese sì, però italiano no, non poteva né leggere né comprendere italiano, l'ho riempito io il modulo per lei. E poi l'ho firmato nel suo vece, essendo la sua delega legale in America. Ho spiegato in dettaglio all'impiegata postale che mia mamma aveva in quei tempi 89 anni e che lei non capiva né parlava italiano e che era in sedia a rotelle e con l'artrite aveva difficoltà anche a scrivere. E che sarebbe stato molto difficile portarla all'ufficio postale e che anche io ero la delega legale per mia mamma in America. Dopo un bel po' di esitazione, alla fine la signora impiegata alla posta ha accettato il modulo firmato da me per mia mamma. Bene, ecco, accettando questo mi ha fissato un appuntamento alla questura.
Allora, al giorno del mio appuntamento alla questura per presentare la domanda per il permesso di soggiorno per mia mamma, sono stato chiamato nell'ufficio di questo agente della polizia che era responsabile per il rilascio dei permessi di soggiorno degli stranieri. E lui mi ha subito chiesto come mai avevo io firmato la richiesta per mia mamma e che non ha firmato lei, essendo un atto illegale. Non è proprio piacevole che un poliziotto ti chiede come mai tu hai commesso questo atto illegale. Io non sapevo che era illegale, ma pensavo era normale. Poi ho cercato di spiegare tutto a lui in dettaglio e lui è rimasto piuttosto arrabbiato con me, alzando fortemente la voce, dicendomi che nel caso di mia mamma non doveva andare all'ufficio postale, ma che c'era un'altra procedura legale da fare. Poi ha detto che farebbe denuncia alla signora impiegata alla posta per aver accettato la domanda firmata da me nel vece di mia mamma, perché lei, l'impiegata, doveva sapere che era illegale, proprio doveva sapere, era istruita, doveva sapere questo, e lui stava per denunciarla. Io l'ho risposto, senti, se devi denunciare qualcuno, allora fare la denuncia a me e non alla signora impiegata alla posta, perché io l'avevo spinto di accettare questa richiesta. Io ero la persona responsabile, non lei. Io avevo spinto, non sapendo, però avevo spinto io. Denuncia me se devi denunciare qualcuno. L'ho detto con tatto. Poi ho chiesto cosa dovevo fare per rimediare la situazione, per avere un permesso di soggiorno per mia mamma, di 89 anni. Un po' alla volta lui cominciava a calmarsi, un po' alla volta, non immediatamente. Poi stranamente, dopo 5 minuti forse, lui cominciava a chiedermi delle domande sull'America. Poi mi ha chiesto scusa per avermi trattato male. E cominciava a farmi vedere diverse foto sul suo computer dei diversi viaggi che egli aveva fatto in America, in vacanza. Ho scoperto che lui era un appassionato dell'America e da lì tutto è cambiato. Siamo diventati amici, eventualmente è anche venuto a casa mia per cena, per mangiare una bistecca grigliata all'americana. Mi ha spiegato la procedura da fare e poi quando c'era il tempo di rinnovare il mio permesso di soggiorno e quello dei nostri figli, egli ci ha dato una carta di soggiorno indeterminata. E per mia mamma, invece di rinnovare il suo permesso di soggiorno per 1 anno, l'ha fatto rinnovare per 2 anni. E poi lui voleva anche portare il permesso di soggiorno rinnovato di mia mamma a casa nostra in persona. Una cosa incredibile. Per diversi anni, prima che questo uomo responsabile è andato in pensione, quando andavo alla questura, per qualunque motivo, gli agenti della polizia che lavoravano in immigrazione mi chiamavano per nome, mi trattavano, nella parola di mia figlia Laura, papà ti trattano come un re, proprio come un re, una cosa incredibile. Umanamente parlando, anche se non ero e non sono nessuno, non ero in quel tempo e non sono nessuno, il mio passaporto statunitense mi ha aperto la porta alla questura di Trieste. Se fossi stato da un altro paese, non so se sarebbe andato così bene, non lo so. Dio ha usato la mia cittadinanza per risolvere il problema legale della residenza legale di mia mamma e anche per procurare qualche favore non aspettato per la mia famiglia, per la nostra famiglia. Dio sa usare la cittadinanza dei suoi figli
per garantirgli certi diritti legali e procurargli certi favori. Ma allora sorge la domanda: se Dio sa proteggere i suoi figli e difenderli dalle accuse false, perché non lo fa sempre per tutti i suoi figli? Perché non lo fa sempre per tutti i suoi figli? È una domanda per cui non c'è una risposta netta e chiara, che ci lascia con qualche interrogativo. Cercherò brevemente di offrirvi qualche potenziale spiegazione. Una spiegazione potrebbe essere questa: Dio non interviene e non ci protegge in certe situazioni affinché impariamo ad ubbidire attraverso le sofferenze e le ingiustizie. Come dice in Ebrei 5:8, benché fosse figlio, Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Gesù ha imparato l'obbedienza per mezzo delle sofferenze. E se Gesù ha imparato l'obbedienza in questa maniera, con ogni probabilità, toccherà a noi impararla nella stessa maniera, prima o poi. Una seconda spiegazione è che Dio non interviene qualche volta proprio per far sviluppare il frutto dello Spirito Santo nella nostra vita. Infatti il frutto dello Spirito Santo non viene sviluppato in noi quando tutte le cose della nostra vita vanno sempre liscio e senza problemi. La pazienza si sviluppa come? Davanti a situazioni difficili. L'amore non viene sviluppato quando le persone ci trattano sempre bene. Come riusciresti ad amare una persona non amabile? Come Giacomo, il fratellastro di Gesù, ci spiega in capitolo 1 della sua lettera: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Una terza spiegazione è che sarebbe difficile per noi di imparare a dipendere totalmente su Dio quando siamo sempre protetti e difesi dal male. Di imparare a proprio fidarsi, difendere e fidarsi proprio di Dio totalmente, quando tutti siamo sempre protetti. È difficile imparare questo. Una quarta spiegazione è che qualche volta è la volontà di Dio che subiamo dei torti dagli altri. Qualche volta è la volontà di Dio. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 18 in poi, dice: domestici, siate con ogni timore sottomesso ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Tu hai mai avuto un datore di lavoro che è un po' difficile? Perché è una grazia che se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenate per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, che anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Poi, capitolo 1 Pietro 3, 17, dice: infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Delle volte è la volontà di Dio per noi. Poi un'ultima spiegazione
potenziale spiegazione, che qualche volta Dio permette Satana da metterci sotto per motivi sconosciuti, per motivi conosciuti soltanto a Dio stesso. Il libro di Giobbe ci apre una finestrina su questo mistero, ma ricordiamoci che Satana non può fare qualunque cosa che vorrebbe fare a noi, ma soltanto le cose che Dio gli dà il permesso di fare. Quando Satana ha chiesto di poter fare certe cose a Giobbe, Dio dice: tu puoi fare questo, ma non toccare lui. In fine dei conti dobbiamo aspettare l'eternità per chiedere a Dio il perché per certe interrogative della nostra vita, per cui non abbiamo spiegazione adesso. Ma Dio sa. Preghiamo. Signore nostro Dio, tu sei un Dio che sa proteggere, che sa difendere i tuoi figli, ma sappiamo che delle volte non lo fai. Aiutaci proprio di fidarci in te, nonostante le situazioni in cui ci troviamo, affinché poi possiamo imparare e crescere nella nostra conoscenza di te. Oh Padre, aiutaci di trovare conforto e incoraggiamento nella tua parola, che dimostra quanto grande e meraviglioso sei. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Mi guardi e mi conosci, ti chini su di me, la carezza di un padre, un sorriso d'amore, la tua grazia che cresce in me. Sei tu che mi hai cercato, venendo fino a qui, dai
Un saluto allora a tutti quelli che ci hanno seguito da casa, li aspettiamo qui in via Croazia. Grazie ancora.